Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Oltre il 35% della popolazione calabrese vive sotto la soglia di povertà, una famiglia su 3. La fotografia scattata dall'Istat ci restituisce una regione agli ultimi posti per povertà relativa. Un'attesa lunga 40 anni, pronta ad entrare in funzione la diga del Menta nel Reggino. L'impianto è stato completato, mancano le certificazioni. Dopo 7 ore di discussione, il Consiglio Comunale ha dato mandato al sindaco Mario Occhiuto di trattare con il presidente della regione Oliverio per il sito dove ubicare il nuovo ospedale Bruzio. L'omicidio di Matteo Vinci ai terreni contesi, ieri l'arresto di un intero nucleo familiare, una vicenda che ha radici nel tempo, ricostruiti dalle forze dell'ordine, 4 lunghi anni di terrore. Il mercato clandestino delle armi gestito dai Commisso e dai Cataldo, un'unica rete criminale composta da 2 delle più feroci cosche della Locride, scattato oggi il blitz che ha portato a 28 arresti e 8 obblighi di presentazione. Endine calabresi costretti ai viaggi della speranza. Nella nostra terra non ci sono centri per diagnosi e la cura della malattia, inesistenti il registro regionale. Presentato il ricco cartellone di invasione a Cosenza, primo appuntamento la notte della luna, in programma domani. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di questa fotografia scattata dall'Istat che ci restituisce una regione agli ultimi posti per povertà relativa. Una famiglia su 3 in Calabria vive in povertà relativa, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica. Oltre il 35% della popolazione sarebbe ben sotto la soglia, un dato superiore di 8 volte a quello della Valle d'Aosta, la regione dove il fenomeno è meno diffuso. Come al solito, la fotografia scattata dall'Istat rappresenta un'Italia a 2 velocità, con un'incidenza di povertà relativa inferiore alla media nazionale nelle regioni del centro-nord, in Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Trento, Lazio, Liguria e Marche. L'incidenza maggiore della povertà relativa invece si registra soprattutto nel Mezzogiorno. Dopo la Calabria, infatti, agli ultimi posti troviamo anche Sicilia e Campania. La Puglia invece mostra un incremento dell'incidenza di povertà relativa rispetto al 2016. La soglia di povertà relativa è pari a 1.085,22 euro di consumi al mese per 2 persone, unica per tutto il territorio nazionale, che non tiene conto appieno del diverso potere d'acquisto nelle varie regioni. Numeri eloquenti e, come conferma il Codacons, lasciano poco spazio alla fantasia. Assistiamo sgomenti ad un continuo sperpero di denaro pubblico, sostiene l'associazione di consumatori, per salvaguardare il consenso in un paese dove si vota in ogni momento. Da tempo, dicono ancora, invochiamo un impegno straordinario per contrastare questa preoccupante deriva, perché deve essere chiaro che la crisi economica non è ancora finita e continua a mietere delle vittime. Parla poi di responsabilità il Codacons, che punta il dito sulla classe politica che non ha saputo o voluto adottare negli ultimi anni misure realmente in grado di combattere l'impoverimento delle famiglie, portando la Calabria a livelli di povertà davvero drammatici, vicini a quelli del terzo mondo. Servono provvedimenti ad hoc contro la povertà e per sostenere i redditi delle famiglie attraverso misure che creino lavoro ed incrementino in modo reale il potere d'acquisto dei cittadini. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria perché si mette alle spalle la crisi idrica a distanza di 40 anni dalla redazione del progetto iniziale. Sono stati completati i lavori sulla diga del Menta. L'invaso più grande della Calabria dalla storia tormentata fornirà acqua a 230.000 cittadini della provincia reggina, risolvendo gran parte dei problemi idrici del territorio. Nei prossimi giorni si otterranno le certificazioni che sbloccheranno finalmente l'impianto. Gianluca Pasqua, sentiamo.
Cosa sono pochi giorni rispetto ai 40 anni di attesa di un territorio come quello reggino che ha sofferto la sete e si è accontentato di acqua con una concentrazione salina al di sopra dei limiti consentiti? Eh sì, perché questa volta a quanto pare ci siamo. La diga del Menta è pronta per entrare in funzione. L'impianto di potabilizzazione è stato completato e mancano soltanto le certificazioni da parte degli enti preposti. Le immagini riprese dal drone mostrano il complesso impianto realizzato sulla base di una progettazione redatta alla fine degli anni 60, un lungo iter fatto di investimenti, approvazioni, pastoie burocratiche e stop per difficoltà economiche, l'ultimo nel 2011, quando per la diga del Menta sembrava non potesse esserci via d'uscita. Poi l'accelerazione impressa nel 2015, altri 25 milioni di euro stanziati dalla Regione per finanziare un'opera di bypass per rendere possibile lo sfruttamento idropotabile della struttura. Si tratta della più grande opera del genere mai costruita in Calabria, che servirà a una popolazione di oltre 230.000 abitanti, il 40% della popolazione dell'intera provincia di Reggio Calabria, e manderà in pensione i pozzi a elevata concentrazione di cloruri, immettendo nella rete 9 milioni e mezzo di metri cubi di acqua di ottima qualità. Abbiamo ripreso appunto questo cantiere nel 2015, appena io sono stato eletto, con l'obiettivo di portare l'acqua del Menta per servire la città di Reggio Calabria. Oggi possiamo dire che abbiamo realizzato questo obiettivo. Noi in questi anni in silenzio abbiamo lavorato, oggi siamo qui per dire che l'acqua è arrivata al potabilizzatore. Adesso solo qualche settimana, poche settimane, giorni possiamo dire, per le procedure necessarie a certificare la potabilità dell'acqua, che è tra l'altro un'acqua eccellente, ma ci sono procedure previste dalla legge che devono essere esperite dagli organi sanitari competenti, e l'acqua sarà immessa nella rete, appunto, perché i cittadini possano aprire il rubinetto e godere appunto di un'acqua pulita, cristallina e non salina. E dalla diga del Menta al nuovo ospedale di Cosenza, perché dopo 7 ore di discussione il Consiglio Comunale ha dato mandato al sindaco Mario Occhiuto di trattare con il presidente della Regione Oliverio per il sito dove ubicare il nuovo ospedale Bruzio. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Cosenza, al termine di una lunga seduta, ha dato mandato al sindaco di avviare un dialogo con la Regione per risolvere il nodo per l'ubicazione del nuovo ospedale. La posizione della maggioranza è stata presentata da una lunga e dettagliata relazione del sindaco Mario Occhiuto. Ho voluto chiarire che noi siamo assolutamente per la costruzione di un nuovo ospedale. Noi pensiamo che si possa costruire molto bene l'ospedale sul vecchio sito allargato al Mariano Santo, anche con una cantierizzazione che non comporti disagi per gli utenti, per i sanitari, perché pensiamo che sulla collina si può costruire questo ospedale a gradoni per quanto riguarda la degenza. Noi pensiamo che poi l'ospedale esistente possa essere invece per la parte degli anni 70 completamente demolito, creando un grande parco dove nella struttura del 1939 a padiglioni si possano poi ricavare delle strutture di tipo amministrativo, gestionale o anche da destinare ad eventuali facoltà di medicine che possono essere ubicate nella città. Il primo cittadino ha poi posto all'attenzione del Consiglio il rischio di svuotamento di un pezzo di città qualora venisse accolta la scelta del sito individuato dalla Regione, ovvero quello di Vagliolise. Noi non possiamo spostare un pezzo di città, portarlo in un altro luogo, se non avendo l'effetto di uno svuotamento, di un abbandono e di un degrado, come è successo nel centro storico. Tanti gli interventi, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, tra cui quello del consigliere Carlo Guccione, che ha invitato il Consiglio a dare mandato al sindaco per trovare un punto d'incontro con la Regione e scongiurare il pericolo di perdere il finanziamento. La proposta è stata accolta e il Consiglio sospeso per consentire la riunione dei capigruppo. Sono stati stilati 3 documenti, simili nella sostanza ma diversi nella forma. Alla fine, con 16 voti a favore, un astenuto e 3 voti contrari, è passato il documento della maggioranza, che dà mandato al sindaco di confrontarsi con il presidente della regione al più presto, ma senza stabilire una data precisa, come era stato chiesto nel documento firmato da alcuni componenti della minoranza. Questa nostra discussione ha già portato a casa un risultato importante per la zona sud della città e per la città stessa, perché la regione ha proposto
come alternativa la possibilità di realizzare sul vecchio sito la cittadella della salute con tutte le attività sanitarie di prevenzione da fare sul territorio. Ora alla pagina di cronaca torniamo proprio sull'omicidio di Matteo Vinci e i terreni contesi. Ieri c'è stato l'arresto di un intero nucleo familiare, una vicenda che ha radici nel tempo, ricostruiti dalle forze dell'ordine 4 lunghi anni di terrore. Una vicenda, quella dei terreni contesi nelle campagne di Limbadi, che parte da lontano, con i primi tentativi di impossessarsi dei terreni dei Vinci che risale addirittura al 1993, ma è a partire dal 2014 che l'azione della famiglia Mancuso di Grillo si fa pressante e particolarmente aggressiva, violenta. Un'escalation di violenza incredibile, 4 anni di terrore che gli inquirenti hanno ricostruito nei dettagli fino all'ultimo drammatico epilogo del 9 aprile scorso. Proprio questa ricostruzione dettagliata, spiega il comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, ha consentito di predisporre il dispositivo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro con il quale motivare in maniera ineccepibile il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 6 componenti della famiglia di Grillo Mancuso. Sono il risultato di un lavoro corale e sinergico tra Procura Distrettuale di Catanzaro e Arma dei Carabinieri, Nucleo Investigativo di Vibo Valentia e ROS. Un lavoro sinergico e importante da un punto di vista quantitativo per il numero delle risorse e per la qualità delle risorse che sono state poste in essere. Le indagini ci hanno consentito di inquadrare fin da subito le cause, il movente dell'omicidio di Matteo Vinci e il tentato omicidio del padre, che ancora oggi si trova ricoverato presso il centro Grandi Ostionati di Palermo, e di far luce anche su un altro grave episodio del 30 ottobre dello scorso anno, in cui il Vinci ha subito un tentativo di omicidio, un'aggressione portata avanti sul luogo di lavoro a Limbadi con un forcone e con un'ascia sotto la minaccia delle armi, per la quale Francesco Vinci è rimasto gravemente ferito e per diversi giorni in prognosi riservata in ospedale. Inoltre abbiamo ricostruito la prima aggressione del 2014, in cui la famiglia Vinci è stata aggredita dalla famiglia Mancuso Scarpulla, il tutto in un quadro investigativo complesso, dove abbiamo ricostruito il tentativo della famiglia Mancuso di Grillo di appropriarsi dei terreni dei Vinci, ed è proprio la loro determinazione a non piegarsi alla volontà dei Mancuso ha fatto sorgere questa ira e questa ferocia che poi ha portato a questi eventi delittuosi. Adesso parliamo delle armi dell''ndrangheta intercettate dalla polizia nel Reggino, 28 le persone arrestate, un'unica rete criminale composta dai clan Commisso e Cataldo che gestivano il business del traffico delle armi e della droga. Nel corso dell'operazione sequestrate migliaia di armi comuni da guerra con matricola a Brasa. Dai otto di commendatura, facevo stare dai commendatori, Queste le conversazioni captate dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta denominata Arma Cuntis, che oggi ha portato a 28 arresti e 8 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, ed è stato proprio grazie al monitoraggio di alcuni soggetti ritenuti legati ai Commisso di Siderno e di altri invece vicini alla famiglia Zucco Cataldo di Locri che gli inquirenti sono riusciti a scoprire come gli interessi dell''ndrangheta reggina ruotassero attorno al mercato clandestino delle armi e della droga, due business gestiti da un'unica rete criminale composta da 2 tra le più feroci cosche della Locride, e questa mattina alle prime luci dell'alba è scattata l'operazione condotta dalla polizia e coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. In 15 sono finiti in carcere, mentre per altri 13 sono stati disposti domiciliari. Sono persone considerate vicine ai 2 potenti clan, in grado di gestire un impressionante traffico di armi clandestine di ogni genere e calibro, fra cui Kalashnikov, pistole calibro 9 e 44 Magnum, armi micidiali
micidiali anche da guerra con matricola a brasa o punzionata funzionali alle cosche. Durante i dialoghi intercettati dagli inquirenti le persone monitorate parlavano in chiaro delle armi oggetto del traffico indicandone la tipologia ed ecco gli inquirenti impegnati nelle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati nel corso dell'operazione sequestrati fucili e pistole, indagini complesse e delicate che hanno consentito di delineare l'assetto organizzativo e l'operatività della struttura criminale. Gli inquirenti sono così riusciti a ricostruire i ruoli degli indagati, dalle posizioni apicali ai fornitori fino ai collaboratori, i corrieri, gli intermediari, i venditori e gli acquirenti, nonostante gli stratagemmi usati dal gruppo per comunicare l'arrivo e le partenze delle partite di armi e droga. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno portato alla luce anche un articolato traffico di hashish e marijuana, spesso anche coltivata nelle zone più impervie della Locride, quindi trattata e venduta a piccoli e grandi venditori al dettaglio. Adesso vediamo la nostra rubrica I 100 secondi di cronaca. Non ce l'ha fatta il 78enne rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto il 20 giugno scorso sulla statale 106 incontrata a Toscano nel comune di Corigliano Rossano. L'uomo, ricoverato in ospedale, è deceduto per le ferite riportate. Terremoto di magnitudo 3.5 nella notte a Bocchigliero nel Cosentino. La scossa è stata registrata alle 4:19. Un minuto prima, alle 4:18, era stato registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.9 in provincia di Crotone a 7 km da Savelli. Nessun danno a persone o cose. Resta in carcere Rocco Morabito, considerato il boss di Africo Nuovo. Il tribunale di Montevideo ha negato la misura alternativa. La notizia comunicata dall'Interpol al procuratore generale di Reggio Calabria. Latitante da 23 anni Morabito, cugino del boss Giuseppe Morabito, detto Tiradritto, è stato arrestato nel settembre scorso in Uruguay. Morabito è accusato di far parte di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, soprattutto cocaina. I carabinieri di Cosenza hanno arrestato un 33enne per detenzione di arma clandestina. I militari sono intervenuti per sedare una violenta lite in famiglia tra l'uomo e la sua convivente. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto in una scatola posta nella caldaia una pistola calibro 22 con matricola a brasa e diversi proiettili. Coltivava marijuana nel giardino di casa, arrestato a Rossano un quarantenne. A condurre le fiamme gialle nell'abitazione dell'uomo sono state le informazioni raccolte nell'ambito dell'attenta e continua attività di controllo del territorio. I finanzieri hanno così rinvenuto una vera e propria serra per la coltivazione di 9 piantine di canapa indiana dell'altezza di circa 120 cm, ben curate, con tanto di attrezzatura completa per l'irrigazione e la cura degli arbusti. Cambiamo argomento, adesso parliamo di sanità, in particolar modo di endometriosi, perché è una malattia poco conosciuta nella nostra regione. I malati sono costretti ad emigrare. In Calabria manca anche il registro regionale. Sentiamo. La marcia delle endine, questa è l'edizione del 2015 pubblicata dal blog Io ho l'endometriosi, malate che hanno fatto rete, donne che aiutano altre donne in un percorso doloroso e poco conosciuto. In Calabria non ci sono centri per la cura della malattia. Siamo costrette, noi endine calabresi e non solo ovviamente noi endine calabresi, a spostarci in altre regioni, quindi a essere migranti o turiste, come dico io, della sanità. Giuseppina Cundari è un medico, ma è anche una che vive sulla propria pelle l'endometriosi ed è lei a spiegarci esattamente che cos'è. Il nostro è il cosiddetto tumore bianco, cioè un tumore che non dà metastasi sistemiche, ma dà metastasi in tutto l'addome, talora supera anche il diaframma, arrivando a rosicchiare il polmone. C'è un numero che è lo 063 che le sorelle endine, così amano chiamarsi, conoscono a memoria. È il codice esentivo che di fatto segna l'ingresso della patologia nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Nella nostra regione si è ancora all'anno 0, non si conosce neanche il numero esatto dei malati. Noi non abbiamo un registro né nazionale né tantomeno nella regione Calabria. Il Consiglio si sta muovendo per dare alla malattia la dignità di malattia a impatto sociale e per creare un registro
della Regione Calabria. Donne lasciate sole, alcune ci raccontano che per curarsi hanno dovuto accendere dei mutui, altre soffrono in silenzio, non hanno i mezzi. C'è un solo modo per sanare l'ingiustizia ed è quello di denunciare la loro condizione, far conoscere il mostro invisibile che minaccia troppe donne e che si chiama endometriosi. Se vedi bellezza, quando apri o chiudi gli occhi, se sai riconoscerla. E ancora per la sanità, un prelievo multiorgano questa mattina all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, prelevati polmoni, cornee e reni. I polmoni sono destinati a Padova, dove saranno trapiantati su una ragazzina di 14 anni, le cornee resteranno nella banca degli occhi regionale, e mentre i reni, se entrambi avranno funzionalità piena, saranno trapiantati, uno a Reggio Calabria e l'altro a Cosenza. Se invece avranno una funzionalità minore, saranno trapiantati entrambi su una donna di Cosenza. L'equipe per il trapianto è già pronta in sala operatoria. Il donatore è una donna di 63 anni deceduta nel nosocomio Bruzio a causa di un'emorragia cerebrale. I parenti hanno dato il consenso per l'espianto. L'equipe ha proceduto all'espianto formata proprio dal dottor Sebastiano Vaccarisi e Vincenzo Pellegrini. All'Annunziata per l'espianto multiorgani presenti anche un'equipe di Padova e di Roma. Quest'ultima era in attesa di sapere se fosse stato possibile prelevare anche il fegato per il trapianto, ma l'ipotesi non è stata poi percorribile. Il trapianto di reni a Cosenza invece sarà effettuato dai dottori Vaccarisi e Pellegrini. Cambiamo ancora argomento, primi contatti fra la Calabria e i Paesi Bassi per un interscambio economico fra la nostra regione e l'Olanda. La visita di 3 giorni dell'ambasciatore è cominciata proprio da Catanzaro. L'ambasciatore ha incontrato anche alcuni imprenditori calabresi. La visita è economica, significa che l'ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia, in particolare in Calabria, è alla ricerca di opportunità che possano trovare beneficio, ricchezza nella terra da cui proviene e, come sempre accade negli scambi, far sì che la nostra regione si ritagli degli spazi, apra nuovi mercati all'estero. L'incontro istituzionale dapprima con il presidente della regione. Scoprire la Calabria e scoprire le possibilità commerciali e economici qui in questa regione, che ancora non conosco molto bene, ma che per noi potrebbe essere interessante in alcuni sensi, ed è proprio questo lo scopo della visita. La giornata si è conclusa con un secondo incontro allargato agli assessori regionali, al presidente di Un'Industria Calabria, Natale Mazzucca, al Consiglio Generale di Un'Industria, una rappresentanza delle maggiori aziende regionali che all'ambasciatore e all'addetto economico che lo ha accompagnato hanno illustrato la capacità produttiva della nostra regione. Adesso la politica, con il Consiglio regionale che ha chiuso i suoi lavori per la mancanza del numero legale, la verifica dei consiglieri presenti in aula, che ha dato esito proprio negativo, è stata fatta mentre stava per essere affrontato l'esame del 6° punto all'ordine del giorno, riguardante proprio l'esame del bilancio di previsione 2018-2020 dell'azienda Calabria Verde. Intanto c'è anche la notizia proprio di Mangialavori, che si dimette dal Consiglio e opta per il Senato. Parliamo invece adesso di responsabilità organizzativa del Partito Democratico alla Mezzia Terme, per ascoltare le esigenze proprio del partito calabrese. Per il congresso si allungano i tempi, probabilmente si arriverà a fine anno. Certo non è un buon momento per il Partito Democratico, viste le recenti performance che hanno coinvolto i Dem, però il PD ha l'obbligo di raccogliere i cocci e di tentare di mettere insieme per ricostruire il vaso, al di là del completamento degli organismi direttivi che, seppur importanti in questo momento, forse non rappresentano la priorità. Ebbene, il sunto della riunione tenuta dal segretario organizzativo Andrea Rossi alla Mezzia è questo. L'esponente romano ha ascoltato il racconto dei dirigenti calabresi, ne ha percepito il travaglio che in Calabria i Dem stanno vivendo, nella speranza di trovare un punto di incontro con le varie componenti. La discussione doveva anche essere finalizzata a individuare un percorso chiaro, netto e lineare, al termine del quale espletare il benedetto congresso regionale. Ma vedremo a breve, secondo me, di fare un'assemblea nazionale. Dall'assemblea nazionale si aprirà un percorso.
Sono due strade possibili, una se si apre l'assise nazionale ovviamente sarà un'assise che coinvolgerà il territorio e quindi prima il territorio poi dopo l'assise nazionale, se invece si deciderà, perché l'Assemblea deciderà questo, di posticipare a dopo l'Europea il congresso, molto probabilmente avremo bisogno comunque, visto che abbiamo più di 10 segretari regionali in scadenza, di fare dei congressi regionali e quindi di riorganizzare il partito sul territorio stesso, quindi, e sarà il periodo bene o male prima della fine del 2018. Come dicevamo, altre priorità, altre emergenze, altre urgenze, l'iter quindi sarà duro e complicato se è vero, come ha affermato Rossi ai nostri microfoni, che l'obiettivo congresso verrà centrato forse entro la fine dell'anno, insomma niente di nuovo, o meglio una novità potrebbe subentrare nei prossimi giorni con la nomina di un commissario a cui affidare il compito della gestione del partito, visto che Ernesto Magorno si è dimesso dall'incarico di segretario ormai da qualche mese. Ed ora a Cosenza, dove è stato presentato il ricco cartellone di invasioni, primo appuntamento la notte della luna, in programma domani. Tornano a Cosenza le invasioni estive, evento ormai storicizzato, inserito tra le manifestazioni di interesse della Regione Calabria e cuore dell'ampio progetto Cosenza Cultura, che pone alla base il rispetto di due criteri fondamentali: internazionalità e valorizzazione dei beni culturali. Quest'anno abbiamo una lunga kermesse di tipo musicale, come sempre nella tradizione di Cosenza, ma non incentrata sui singoli personaggi, non incentrata sui singoli concerti, ma su un racconto di musica, che è un racconto che si farà soprattutto nel centro storico, dove il pubblico scelto è soprattutto quello più giovane, con varie suggestioni musicali che partiranno dai Calexio dell'Arizona, dagli artisti australiani, a Carl Brave, cioè tutta una serie di musica anche, fra virgolette, sperimentale, che accompagnerà la nostra estate. Accanto a questa importanti momenti di racconti, di parlato, quindi ci sarà il Rocco Papaleo e altri spettacoli di questo genere. La novità di quest'anno è spettacolo urbano, manifestazioni che cominceranno appunto questa settimana con la Notte della Luna, proseguiranno con altre sorprese e che coinvolgeranno tutta la parte urbana in quello che può essere uno spettacolo continuo. Il primo importante appuntamento, la Notte della Luna, è fissato per domani sera e sarà un vero e proprio festival urbano e di identità culturale che coinvolgerà dalle 22 in poi tutti i cittadini. Restiamo a Cosenza per la presentazione del libro di Davide Imbrogno. Vi do il benvenuto alla presentazione del primo romanzo di Davide Imbrogno, Non mi posso lamentare, Diario di un vigliacco, pubblicato da Coessenza. Sì, è il primo romanzo che ho scritto, diciamo che la scrittura non è un'esperienza nuova, nel senso che ho sempre lavorato con la scrittura, a partire proprio dal mio lavoro di pubblicitario fino ad arrivare poi a quella che è la scrittura filmica. Più che altro ho cercato di mettere insieme più aspetti, ovviamente, essendo comunque un romanzo corale che mette insieme più personaggi, ogni personaggio comunque ha determinate caratteristiche, quindi c'è il personaggio più grottesco, quello più poetico, malinconico, quello più umoristico, quindi ho cercato di mettere insieme diverse storie contenute in un paese, ovviamente metafora comunque possiamo dire della vita. Credo nel non credere, credo in un io, in un Dio e nella spiritualità delle note, nel disagio. Credo in un'autostrada smarrita nella notte. Il protagonista del romanzo è un artista di fama che manca da 10 anni dal proprio paese d'origine, aveva abbandonato tutto, è quasi come un Ulisse contemporaneo, dopo 10 anni fa il ritorno alle proprie origini, scoprendo che quel mondo in realtà è il suo mondo, è la sua vita, e decide proprio lì di, poi non sveliamo ovviamente la fine, però di compiere una scelta per poter cambiare la sua esistenza. Vito è un paese dell'origine Brescia, un posto di agricoltori e boscaioli, un luogo nel quale la gente vive in un moderno passato.
quando ho sentito l'esigenza di scrivere una storia che veniva appunto dall'esperienza, dall'osservazione. Dico sempre di non essere uno scrittore ma un narratore, nel senso che osservo e poi porto su carta ciò che vedo. Quindi quando ho visto che avevo accumulato tante storie, ho deciso di scriverla. Ora parliamo di calcio di Serie B, perché il Crotone riparte da Giovanni Stroppa, la società punta sul tecnico proveniente dal Foggia per tentare l'immediata risalita in Serie A. Gianluca Pasqua. La Serie A nel mirino, adesso o tra 12 mesi. Inutile nascondersi, il Crotone vuole essere di passaggio in cadetteria. Il calcio non è una scienza esatta, ma la società rossoblù farà di tutto per ritornare al più presto nella massima serie, affidando al tecnico Stroppa il compito di gestire questa fase cruciale della storia del club. Oltre alla pressione di allenare il Crotone, c'è una pressione da dover dimostrare ancora di più quello che potrebbe essere la mia venuta qua a Crotone, appunto. È un orgoglio fare parte di questa famiglia. Il Crotone lo conosco per la sua storia recente, quindi parlo della Serie A, degli anni da protagonista in Serie B, e lo conosco anche da quello che può essere stata rappresentata il connubio tra la famiglia Vrenna e il direttore sportivo Beppe Ursino. Il presidente Vrenna e il direttore Ursino spiegano la scelta dell'allenatore, reduce da una stagione positiva con la neopromossa Foggia. Il bel gioco praticato dai Satanelli ha convinto entrambi e lui il profilo giusto per il Crotone. È stato la nostra prima scelta, è stato il primo nominativo che avevamo in lista, per fortuna siamo riusciti a portarlo al Crotone. Continua la tradizione degli allenatori del Crotone, allenatori che fanno giocare bene la squadra, che è la cosa principale in questo ambiente, e quindi siamo veramente orgogliosi di aver preso, secondo me, un allenatore molto bravo. L'anno scorso, anche a detta di tutti gli addetti ai lavori, l'allenatore più bravo, cioè l'allenatore che ha espresso un gioco veramente importante. Niente voli pindaici da parte della società calabrese, ma grande attenzione all'evolversi di alcune situazioni ingarbugliate che riguardano società della massima serie. La vicenda Chievo in particolare è da monitorare. Saremo attenti come lo eravamo prima, forse qui con più attenzione, perché se dovesse, adesso qui non è in ballo il Palermo, ma è praticamente eventualmente un'operazione che riguarda direttamente il Crotone Calcio. Gli atleti rossoblù si ritroveranno in città il 10 luglio per le visite mediche. Cambia la sede del ritiro, che si svolgerà comunque in Sila. Il ritiro sarà a Trepidò, al villaggio Baffa. Si troveranno qui l'11 di luglio per tutte le visite mediche e i test, e poi si partirà per Trepidò il 15 di mattina. E rientreremo a Crotone la vigilia della partita di Coppa Italia, penso o il 2 o il 3 agosto. Ecco. Adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come precedentemente accennato, l'anticiclone dell'Azzorre, sbilanciato a nord con i suoi massimi posizionati sulla Gran Bretagna, sta favorendo la discesa lungo il suo bordo orientale di correnti fresche provenienti dalla Scandinavia, che oltre a mantenere le temperature sotto le medie stagionali, continuerà a causare una moderata instabilità sulla nostra regione. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Mercoledì, cielo generalmente poco nuvoloso, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose per lo sviluppo di nubi cumuliformi, con possibili piogge in sconfinamento sulla Valle del Crati e area urbana catanzarese. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Mercoledì, mosso il Mar Tirreno con moto ondoso in aumento, molto mosso il Mar Ionio ad esclusione del Golfo di Squillace, che risulterà poco mossi, e con venti che aspireranno moderati dai quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.